Diamo il primo saluto da parte del sindaco di Molteno. Io voglio saluto l'amministrazione comunale che come c'è la stessa fila, vorrei prima di tutto a tutte le ragazze e le atlete che hanno lavorato con questo spettacolo in questi 2 giorni, ma il mio ringraziamento più sentito va ai relatori, ai dirigenti, agli accompagnatori, cioè coloro i quali si spendono quotidianamente e gratuitamente affinché le nostre ragazze possano crescere, impegnandosi nello sport e capendo cosa significa l'impegno, cosa significa la vittoria e la sconfitta, e come vivere bene questi sentimenti, che poi sono sentimenti che viviamo quotidianamente nella nostra vita. Quindi veramente grazie di cuore a voi. E buon lavoro per il futuro. Grazie. Ringraziare l'oratorio che è stato la disponibilità di fare questa bella manifestazione. Grazie. Diamo la parola al nostro presidente del CSI, Dario Sacchi. Tutto il complimento da tutte le 4 squadre finaliste, indipendentemente dal risultato, 4 squadre che si impegnano, è molto bravo. Vorrei fare un po' lungo a chi andrà ai finali regionali, speriamo che qualche titolo regionale. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'oratorio, la società Molteno, San Giorgio Voglia Molteno, una persona del suo presidente, per l'impegno che ci hanno messo per questa organizzazione. Ciao a tutti e un arrivederci a tutti l'anno prossimo. Ricordiamo anche il nostro amico Giorgio. Ciao, grazie. Abbiamo la 4ª squadra la seconda squadra classificata vince il campione provinciale 2014 AS Paderese. Che livello